L'altra questione importante è quella relativa alla pedemontana. Come vi ponete? Siete d'accordo? È un elemento per la viabilità strategico oppure no? Cosa ne pensa? È sicuramente un elemento strategico, è l'ultimo tassello che manca a una ricostruzione autostradale del Veneto che è stata fatta. Manca veramente o del vero anche la terza corsia San Donà in avanti verso il Friuli. Sono gli ultimi due tasselli mancanti per una geometria, per uno sviluppo del trasporto che è il rama del Veneto poi tra l'altro, e quindi obtorto collo ci tocca dire di sì. Nel senso, addizionale IRPEF sopra i 28.000 euro, sì, purché la pedemontana si faccia in fretta. Si chiuda, insomma. Non è un bene solo per il turismo, è un bene per tutti noi perché ci muoveremo molto meglio, le aziende, le imprese, intendo dire industriali, ne saranno avvantaggiate, ne sarà avvantaggiato il turismo, ne saremo avvantaggiati tutti. Purtroppo la situazione si è incancrenita in un modo tale per cui il concessionario non riesce a avere i finanziamenti, da Roma non arrivano i finanziamenti, i soliti giri che non vorrei approfondire oltre il lecito, per cui si è creata questa situazione, o siamo noi a contribuire in buona sostanza o l'opera non viene fatta. Obtorto collo quindi sì, sicuramente, perché l'opera è strategica. Rimane il solito discorso all'italiana che purtroppo quando le cose cominciano ad andare bene le banche non finanziano il concessionario, la Roma tira indietro, tira la coperta cortissima, la tira un po' di qua, un po' di là. Alla fine quelli che pagano siamo noi. Mi sembra che un addizionale IRPEF sui redditi sopra i 28.000 euro sia nel minore dei mali, per cui ben venga, e soprattutto una volta portata a casa questa cosa chiudiamo la pedemontana il prima possibile. Chiarissimo. La questione è Alto Adriatico, quindi abbiamo dalla zona del delta del Po fino ad arrivare a Trieste, il confine. Opportunità, due regioni coinvolte. Le opportunità sono straordinarie, io sono almeno 12 anni che sogno questa cosa. Adesso cosa potrebbe succedere? Ma adesso io dirò che sono maturati i tempi, perché nell'Italia e nel Veneto dei comuni odio di più il comune di fianco al mio piuttosto che i tedeschi nella seconda guerra mondiale. Adesso io vedo che da parte degli operatori queste remore sono state spazzate via letteralmente. La crisi probabilmente mi ha dato una grossa mano. Rimane lo scoglio della politica, però mentre vedo una grande disponibilità da parte delle regioni a ragionare su questa cosa, e sto vedendo con favore anche il fatto che dopo essere stati riconosciuti dalla Regione Veneto i sindaci della costa come entità giuridica interlocutrice, stanno fattivamente ragionando anche loro in termini di uniamoci insieme al Friuli. La potenzialità è straordinaria perché chiaramente ci andremo a presentare come costa, come la Costa del Sol, la Costa Brava, non andremo più a presentarci come Jesolo, Carlo e Bibione, Chioggia Sottomarina. Potremmo andare, usiamo l'esempio delle fiere internazionali, andiamo alle fiere internazionali con un unico stand, con un enorme risparmio di soldi e di energie. Potremmo studiare come si dice, un sistema di prenotazione online riservato a tutta questa costa e quindi fare quel minimo di concorrenza che si può fare ai colossi tipo Booking.com, Expedia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il pensiero è andato anche oltre. Certo, potremmo adire a progetti di largo respiro europei, perché qui lei capisce che i progetti che vanno in un arco di 200 e rotti chilometri di costa sono progetti da parecchi milioni di euro, per cui puoi andare in Europa a chiederli, puoi sviluppare progetti transfrontalieri con la Croazia, quindi nuovi contributi, una razionalizzazione dei costi e delle spese e il presentarsi soprattutto con una realtà autonoma. Questa non è un'idea geniale nata, partorita una mattina per un colpo di genio, è un qualcosa che per esempio i tedeschi considerano sempre, ma infatti hanno già il nome anche, hanno già il nome, loro la chiamano Obere Adria, l'Alto Adriatico. Ecco. Cosa manca? Lei ha fatto sempre ha parlato sempre condizionale, potrebbe, perché? Ma manca la stretta finale, io credo che adesso i tempi sono maturi,
Ho ricevuto una favorevolissima impressione da un incontro che abbiamo tenuto di recente a Bibbione con i 2 vicepresidenti della regione. Confido che nel giro di una decina di giorni ci sia un nuovo incontro fra i vicepresidenti e gli assessori al turismo e cominciamo a mettere i ferri in acqua per questa cosa. Quindi potrebbe in teoria, se non si sviluppano inceppi o cose, addirittura per la stagione prossima, quindi 2018, potrebbe già essere una realtà in divenire. E questa sarebbe una cosa fondamentale, perché lei pensi solo al tema di prima degli aeroporti. Ah, sì, infatti. Noi abbiamo una situazione per cui da Sottomarina a Trieste, mal contati, sono 35-38 milioni di presenze turistiche. Ci sono nazioni turistiche che non fanno queste presenze, ufficiali poi, Vabbè, sì, immaginiamoci. Cosa gravita come sistema aeroportuale su queste località? Gravita l'aeroporto di Venezia, l'aeroporto di Treviso, l'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Venezia, finché non gli faranno fare la seconda pista, è già fuori, per usare un termine dialettale, come voli normali. Treviso viene usato un po' come polmone per i low cost, ma è già anche quello molto saturo. Avremo l'aeroporto di Ronchi Legionari che chiaramente non potrà servire Sottomarina, però per tutta la fascia da Trieste fino a Jesolo sicuramente può fare la sua parte. Quello è un aeroporto poco sfruttato che potrebbe essere già pronto lì, pronto a essere, basta girare la chiave e funziona. E perché non viene sfruttato ancora? Perché il Friuli Venezia Giulia, che è una regione che non arriva a fare le presenze di Bibbione, per capirsi, certo, tutta la regione non riesce ad avere il volano necessario per poter... Mentre in questo modo riuscirebbe in qualche modo ad avviare. In questo modo, perlomeno per la stagione estiva, qualcosina anche per la stagione invernale, perché dopo nei reconditi spazi della mia mente c'è l'idea di proporre un'unione al Friuli anche per la fascia montana. Sì. Ecco, quindi si potrebbe recuperare l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, vista l'impossibilità di poter dialogare con Venezia, e Venezia dice: io ragazzi sono pieno, più di così non posso. È anche in una posizione delicata. Ecco, è in una posizione delicata e tutto. E quindi potrebbe essere già questa una prima cosa. Tutte le cose che le ho detto prima, la realizzazione di un sito internet, ma poi uscire come immagine unitaria, ma lei capisce è il solito discorso. Cioè, abbiamo una potenza di fuoco da 38 milioni di presenze, signori. Abbiamo tutte queste località, venite qua, dopo ci scanneremo, io sono il Bibbione, no? Ci scanneremo io e gli esolani per portarsi via il cliente, ma intanto è venuto qui. L'importanza per il Veneto e per il Friuli è che questa gente viene qui, non va altrove se trova un'offerta complessiva. Dopo uno vuol giocare a golf, andrà dove c'è il golf, uno vorrà le barche, cioè, qual è il problema? Però siamo vicini a una conclusione, quindi diciamo che le istituzioni competenti... Io approfitto per dire che vorrei tanto anche, siccome ribatto sempre lì, cioè il tema è l'ultimo miglio, vorrei tanto che da queste conversazioni, da queste cose nascesse anche una soluzione al trasporto puntuale verso la meta finale, verso l'albergo, il campeggio, l'appartamento. Che sembra la cosa più banale, l'uovo di Colombo sostanzialmente, però qui il nostro paese diventa veramente difficilissimo. Lacci e lacciuoli, la risposta è lacci e lacciuoli, non è possibile. Cioè, lei consideri che un albergo non può organizzarsi il trasporto autonomo, io non posso accompagnare o andare a prendere i miei clienti all'aeroporto, devo avere una licenza. Adesso mi becca in castagna, non mi ricordo, non di taxi. Cioè l'albergo non può? No, devi avere una licenza con l'autista autorizzato, cioè io non posso dire al mio, come succede in tutto il resto del mondo, al mio facchino, prendi le chiavi, vai a prendere il signor Hans all'aeroporto e portalo in albergo. Perché tanti alberghi questo servizio neanche questo si può fare, neanche questo si può fare. Qualche albergo si è attrezzato, si è preso la licenza, la cosa, eccetera, però lei capisce, il pulmino, cioè sono costi. Infatti, sono cose, ma poi soprattutto sono costi, capiamoci, se potessimo consorziarlo questo servizio fra tutti gli alberghi, ripartito pro quota, diventerebbe un costo industriale assolutamente accettabile. Che gravi su un solo albergo, cioè il comprare un pulmino, avere una persona dedicata a quello e pagata solo per quello. Oggi va a prendere 10 persone, domani non ne va a prendere neanche uno. Non è che possiamo pagare, mi passi una battuta sulle prime case, non è che possiamo usare i voucher. Ecco. No, assolutamente. Siamo ormai alle porte, Bitta Milano? Bitta Milano... È ancora una vetrina importante, benesserci oppure no? Nel senso, quest'anno intanto abbiamo visto con molto favore che proprio perché c'è una contrazione sempre maggiore degli espositori da Rho, dalla fiera, si sono portati a Milano, la vecchia fiera che è estremamente più comoda, per tutti. Rho è troppo dispersiva per una fiera come la BIT.
E faticosa. Ci andrò, sì, faticosa, esatto. E ci andrò, le saprò dire quando rientro, però ormai le fiere 15 anni fa c'erano 80, 100, 120 fiere turistiche in Europa. Ne rimarranno, alla fine come Highlander ne rimarranno 4. Speriamo che la beat rimanga, perché per carità nessuno di noi vuole uccidere la beat. Certo che ci vuole una beat ben ridimensionata, deve essere. Allora, queste fiere non sono più la passerella aperta al pubblico, il B2C. Deve essere un B2B, business to business, quindi verranno giù i tour operator, verranno giù queste cose, queste grosse entità. Questi si muovono anche da soli, c'è internet, c'è un sacco di difficoltà attorno alle fiere. L'Italia che abdichi completamente però anche a una fiera, questo infatti. Sinceramente no, quindi riveduta, corretta, con minor costi, con un'intelligente partecipazione da parte delle regioni, perché io ricordo beat nelle quali avevi bisogno del cane guida per muoverti, perché lo stand del Molise, lo stand di Jesolo, lo stand di Bibbione, lo stand di Mi lasci dire, cioè un disastro, non si capiva niente. Una beat nella quale tu arrivi e trovi lo stand della Spagna, lo stand dell'Italia, lo stand dell'Egitto, ecco, quella è la beat che io auspico, molto snella, molto veloce, molto operativa. Allora probabilmente può durare nel tempo. Benissimo, siamo giunti al termine, Presidente. La ringraziamo di averci fatto un quadro di ampio respiro, poi vedremo di fare anche un po' il punto tra non molto, insomma, di altre situazioni che si vanno a configurare. Voi comunque scriveteci le vostre domande, noi poi convochiamo gli esperti per porle, per trovare delle risposte. Comunque la domanda più ricorrente al momento non ha risposta, quella dei voucher, ai noi, quindi questo è un dato di fatto. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito, appuntamento a domani. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.